Mi sono reso conto che qua sembra il portiere del Pisa e invece no, non c'è conferenza e quindi ci dobbiamo inventare delle cose, dobbiamo imparare, capire, provare a intuire quella che può essere la formazione in una giornata di Serie A che presenta un'opportunità incredibile per noi. Cominciamo. Eh sì, perché se è vero che la Juventus è inciampata in un Verona mai domo, poi una partita di gomitate, magari adesso ne parliamo, però il Milan ha vinto convincendo, quindi il Napoli deve assolutamente fare il possibile. Francesco Maddalena, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie infinite veramente per la vostra risposta sul video di analisi tattica del City. Che ha fatto il City oggi? Stanno ancora giocando, sono sullo 0-1, Haaland ne ha fatto un altro. Però paradossalmente vedo un attack momentum pressante dell'Arsenal. Poi, come al solito, lo dicevano gli amici bellini abbonati, se vince l'Arsenal, allora dovevi... lasciamo perdere, lasciamo il like, lasciamo perdere e ci spostiamo. Sono un po' di cose che vi voglio far vedere. Prima di tutto, queste sono le mie certezze, non ne ho altre, ho delle idee, ma dobbiamo risolverle, perché verrà rimesso Meret in circolo, perché l'idea era: gioca Meret con la Fiorentina, gioca Savic per l'idea della pallata contro il City. Se li vuole alternare per caratteristiche come ce l'ha descritto, ha senso, perché il City gioca alto e quindi la pallata ha senso. Se il Pisa si schiaccia e non ti dà la profondità, forse è la partita più per Meret. Se non lo vuoi perdere completamente psicologicamente, sei inciampato una volta, non giochi più, potrebbe essere pericoloso. Quindi io la prima cosa, il primo dubbio lo risolvo con Meret. Poi c'ho altri dubbi, c'ho il dubbio del terzino, c'ho il dubbio dell'altro centrale, confermerei Beukema senza problemi. E qua abbiamo due dubbi, un dubbio di natura fisica, non so se Buongiorno ha bisogno di recuperare o se è un giocatore che le può fare tutte come tutti i come Rachmani l'anno scorso. Il fatto di aver recuperato da un infortunio che era fastidioso mi lascia possibilista, dice lo può fare tutte le partite consecutive Buongiorno, fa Champions, campionato, Coppa Italia, Supercoppa. Se le può fare, io non ho alcun dubbio che Buongiorno sta qua. Se invece, proprio a livello scientifico, si è studiato che alcuni giocatori devono tirare il fiato per non rischiare, e allora teniamo presente Juan Jesus sempre come possibilità. Qui invece, per quanto riguarda il terzino, è una questione di caratteristiche, di filosofia e di paura. La paura mia di perdere Spinazzola, che in questo momento ti garantisce più spinta, ti garantisce più soluzioni in attacco, ma ti garantisce anche quel giocatore che può andare a sostituire Di Lorenzo sulla destra quando ce ne sarà bisogno, con più qualità rispetto alle altre possibilità, onestamente. E quindi qua penso più a un Olivera, anche se preferirei io preferirei Gutiérrez, ma se Gutiérrez non è ancora pronto a tutte le cose, come avete visto, che si studiano per fare una partita, ecco, io la speranza è vedere Gutiérrez subito, perché sarà una partita dove devi attaccare molto, dove devi arrivare fino in fondo per i cross, quindi preferisco Gutiérrez a Olivera, preferisco Gutiérrez a Spinazzola. Tenderei a far riposare un attimo Spina per la paura che poi in Champions pure, quindi un po' conservativa questa mia filosofia adesso. Nessun dubbio su Lobo, nessun dubbio su Lobot, cioè su Anghissà, nessun dubbio su Kevin, che poi ha anche riposato. McTominay non c'è dubbio, Politano pochi dubbi. Vi rimando alla simulazione che è già postata sul Fluidzot account, perché ci sono dei brividi. Non è mai che tu dici vabbè il Napoli deve andare, la vince facile. No. C'è sempre il brivido, andatevela a vedere. Can't control anything. Look. The ball always goes. E dai. Something like all of a sudden nothing, like I can't contrast, I can't tackle, the ball goes always. E quindi il dubbio in attacco,
perché Højlund senza problemi mi soddisfa e lo farei giocare. Se non gioca contro il Pisa, Lucca, visto che se facciamo un ragionamento di caratteristiche, Højlund più profondità che Pisa magari non ti dà, e allora tu puoi pensare metto il Lucca al centro che fa sportellate e se si prende un paio di uomini e magari con gli inserimenti tu arrivi. Quindi ci sta il ragionamento di utilizzare Lucca contro una squadra più scarsa e quindi non lo perdi psicologicamente, non lo fai deprimere, perché dietro l'angolo la depressione di uno che è arrivato Højlund non gioca più. Contemporaneamente la riflessione su Højlund è che Højlund ha fatto tutto quel lavoro di hold up and play, cioè mantenere dietro i difensori e smistare, che era compito di Lukaku, e Højlund l'ha fatto molto bene con la Fiorentina. Quindi resto con il dubbio, ci metto Lucca inizialmente così, a intuito, sempre per la questione così. Poi non lo so se Conte ragiona come sto ragionando io, cioè Conte può essere pure che alla Rafa Marin dice senti, a me non me ne frega proprio, se tu ti deprimiti, io devo mettere i giocatori migliori e non mi interessa. E pensare al turnover ad oggi, che è l'inizio della stagione, dove forse i ragazzi ce la fanno, forse è più in là che devi gestire le forze, può essere pure che Højlund, che poi è giovanissimo, esce dal fuoco, le può fare tutte consecutive e non c'è problema. E nel frattempo Lucca studia, resta a casa a studiare per migliorare le sue giocate. Ovviamente teniamo sempre presente la possibilità di Neres sulla sinistra, la possibilità di inserire Lang, la possibilità di un Elmas selvaggio che può andare a scompaginare in qualche zona di centrocampo. Non lo so, onestamente sarebbe stato bello sentire Conte, ma non conferenza, e capisco, tra virgolette, capisco perché falla la conferenza, ma forse post Champions, i viaggi, le cose, farla di domenica, forse non si sentivano, non c'erano le possibilità, quindi ce la inventiamo noi. D'altra parte le domande, come lo ripetete spesso anche voi, le domande non sono interessanti, ma le risposte sì, le facce di Conte, l'atteggiamento di Conte, quello mi interessa. Conte può lanciare dei messaggi anche ai ragazzi e secondo me è sempre bene farlo parlare. Ed è sempre bene anche fargli rispondere quando un Tudor, per esempio, dice il Napoli si è riposato di più e già cominciano a piangere, vi dovete calmare. Inoltre, io stavo guardando la questione degli XG per avere un quadro generale della Serie A. In questo momento ovviamente è tutto sbilanciato, perché l'Atalanta, che ha vinto 2 vittorie e 2 pareggi, l'Atalanta resta a 0 sconfitte. A 0 sconfitte sono Atalanta, Napoli, Juventus e poi la Cremonese, che fa 0-0 col Parma. La Lazio se ne è scesa molto, ovviamente l'Inter ha cominciato male, però l'Atalanta è una squadra strana, è una squadra che resta molto pericolosa, che ha possibilità in attacco, individualità, però caduta pesantemente poi in Champions, non ti dà quelle certezze che poteva darti un Gasperini, che esce alla grande dal derby. Però possono essere quelle squadre che danno fastidio, magari può uscire un po' di discontinuità a lungo termine, però può dare fastidio, come può dare fastidio il Milan, che adesso si è riparlato tutto della situazione. Allegri vince, convince, occhio al ogni volta che vince uno, occhio a un occhio lo teniamo sempre. Ma quello che è importante è che il Milan comunque sta creando molto. Si può parlare di Allegri quanto volete, ma a livello di XG è la seconda squadra. Ora il Napoli è chiamato ovviamente a migliorare, perché ha una partita in meno, domani vediamo, e magari saltiamo in testa a queste qua. Anche il Cagliari con Pisacane sta creando molto, e la stessa Lazio con Sarri è un po' quella un po' più sfortunata forse, che ha creato 1,69. il gol che si mangia di A oggi è clamoroso, ha creato 1,69 gol più di quelli che ha fatto, mentre la Juve ne ha segnati più di quanto ne abbia creati, e idem l'Inter, hanno segnato gol più difficili, hanno segnato più quel 5-0 dà fastidio a tutte le statistiche. Il Pisa sta qua e non crea moltissimo. Il Pisa sta qui, non creano tantissimi gol, non ne subiscono nemmeno tantissimi. Vedete, quelli che poi subiscono in potenziale più gol sono il Lecce, il Torino, disastroso il Torino, la Cremonese, la Fiorentina stessa, il Cagliari, il Sassuolo, eccetera. Il Pisa sta qua giù.
quindi una squadra più accorta possiamo immaginarci, e invece le squadre più blindate sono proprio il Milan, il Napoli e a seguire la Roma, l'Inter. Si sta creando una situazione abbastanza definita tra le forze in Serie A, ovviamente molto presto, però il Napoli è chiamato a un'occasione unica perché la classifica la sapete, in questo momento è così, ovviamente con la Juve a 10 punti, però il Napoli ha l'opportunità clamorosa di mandarsi a 12. E non sarebbe male, è una risposta che dai al campionato, è una risposta che dai a tutto il chiacchiericcio post Champions, il chiacchiericcio quello là un po' più superficiale, e anche per ridare certezze alla squadra. Dice il nostro lavoro è ben fatto e ti porta risultati, quello col City è una parentesi che va messa tra parentesi e non è la realtà di tutte le partite che dobbiamo fare. I miei Fanta non stanno andando proprio benissimo, ma è sfortuna. Vediamo come la porta il Fantacalcio. Riporta Meret leggermente in vantaggio su Savic e siamo d'accordo. Portano Buongiorno in campo, però vedete si abbassano le percentuali. Portano Olivero, mi trovo proprio con la scelta di Fantacalcio, e portano pure Lucca, quindi senza aver visto prima mi trovo con queste previsioni, con Spinazzola che ha alte possibilità comunque di giocare o di entrare, così come Neres, così come Elmas, un po' meno Lang, un po' più Højlund. E per quanto riguarda il Pisa, nomi che magari non sono altisolanti, Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi, dai, Lusuardi contro che va a chiudere su McTominay, Touré, ecco, questo Touré è interessante. Abisher lo conosciamo, Angori pure se ne parla molto. Tramoni, ecco, Tramoni rappresenta quella qualità che può accendere Meister. In panchina abbiamo il buon Scuffet, abbiamo l'ottimo Raul Albiol che parte dalla panchina, Esteves, Højlund, questo Nzola che onestamente sempre un po' di paura te la fa. Stengs out, questo lo sapevamo, Quadrado out, e i nostri li sappiamo. Insomma, calma, ma tosti, proprio garantiti, proprio all'attacco, proprio a fare la partita contraria a quella che hai fatto contro il City. Sei tu che devi fare la voce grossa e sei tu che possibilmente la devi sbloccare in fretta, quindi quello che ci possiamo aspettare è un Napoli che va all'attacco fortissimo. Il Como comincia a spingere e quindi vediamo come andrà a finire, e più tardi, non lo so, magari se vi siete visti questo video in nottata o in mattinata ci sarà anche la risposta dell'Inter contro il Sassuolo. Provo un po' di tenerezza per i tifosi della Lazio, onestamente. La situazione, telefonate che escono con Lotito in continuazione, la situazione societaria, un Sarri che io ho tenuto d'occhio nella conferenza, che dice l'amore dei laziali non l'ho visto da nessuna parte, l'ho visto solo qui, e poi ci aggiunge e a Napoli. Meno male che lo hai aggiunto, ero pronto a fare video virali su tutti i social se ti fossi permesso di dimenticare l'amore del Napoli. Però non cita per esempio la Juventus, non cita il Chelsea, non cita queste squadre qua. E fa un po' tenerezza la Lazio, devo dire la verità, perché poi i giocatori ci sono delle individualità che possono funzionare. Tavares, Ghila, Provedelle è un buon portiere, a centrocampo Dele Bashiru bisogna lavorarci, però potrebbe avere dei colpi, lo stesso Guendouzi, però poi si nervosiscono, come vedete non sono tranquillissimi. Zaccagni è un giocatore forte, in attacco Castellanos forse non convince proprio tutti, come Bouladia. A sinistra, a destra si stava impostando e ho finito i termini in italiano, Cancellieri. Isaacsen non è ancora disponibile, però stavano provando con Pedro, e invece la Roma trova la vittoria con Pellegrini, quello là che era fuori dal progetto, quello che volevano vendere eccetera eccetera, lo metti titolare e segna, e allora le cose devono andare così. Importante la vittoria dell'Atalanta, fuori casa, Torino disastroso che aveva l'opportunità di accorciare con Zapata sul rigore e lo ha sbagliato. E qua tenerezza onestamente per Simeone e Ngong, perché e anche per i tifosi del Torino, che vivono sempre in questo limbo. Anche all'Atalanta mi pare infortunio per Zalewski, insomma molti, anche per Ian, infortuni, teniamo d'occhio gli infortuni, perché possono cambiare le sorti di una stagione, noi lo sappiamo bene. Vittoria al 100° per Italiano,
E questa partita qua ho solo visto i gol, me la devo andare a rivedere per capire se il Milan effettivamente rappresenta un pericolo a lungo termine. I numeri dicono di sì, la squadra, l'individualità dicono che possono fare, stanno facendo anche senza Leao in questo momento, e Gimenez non convince tantissimo. Se cominciano a girare anche questi due diventano un pericolo importante, così come la Juventus, che ha un potenziale d'attacco pazzesco, però devono funzionare anche in difesa. Lasciate dei like finali. E è sfizioso perché la gomitata di Orban a Gatti è violenta, volontaria e senza mai pensare al pallone. Espulsione diretta senza appello, doveva essere così, non lo hanno fatto, non l'hanno chiamato, roba incredibile. Questa la aggiungiamo all'incredibile non rigore dato al Milan, quindi questo è importante nel racconto del calcio, che non solo per le nostre squadre, anche per gli altri. Quando vediamo una cosa incredibile lo dobbiamo dire tutti i tifosi con tutti i contemporaneamente. Gatti ha fatto la sua partita sporca e disonesta e scorretta per tutta la partita, spingendo anche lui, buttando a terra senza mai pensare al pallone. Gatti è il solito, quindi per una volta è successo a lui. Sembra quasi che sei poco. Allora, non lo voglio chiamare karma, non lo voglio chiamare giustizia divina, non lo chiamo in nessun modo, è capitato anche a lui. Semplicemente questa è la cronaca. Che poi diano anche l'MVP a Orban mi sembra veramente un'esagerazione, quindi sono solidale con i tifosi juventini che si sentono defraudati, perché doveva essere espulso Orban senza alcun dubbio, e magari in 11 contro 10 avrebbero sofferto di meno, ma non con Gatti. Gatti evidentemente aveva bisogno di sentire la sua stessa medicina addosso, e o peggiora o capisce. Queste sono le due possibilità. Ci vediamo domani, in lunedì, in nottata, facciamo la live, facciamo tutte le cose, la reaction eccetera eccetera. State tuned perché le cose possono succedere su tutti i social, e vi rimando al video su Fluidzot se volete anticipare, se volete già non vivere le emozioni di una partita che sarà domani, perché le emozioni sono dietro l'angolo e quindi tu pensi che stai tutto tranquillo, invece magari succede una cosa, il patè d'animo sale e vai in difficoltà. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ce l'abbiamo fatta.